Più di tutti noi offendi, questo è grande. Amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stesso. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso ricevere nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Preghiamo. La forza del tuo Spirito ci pervada corpo e anima, Dio, perché possiamo vedere pienamente la redenzione alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Novena alla Beata Vergine Annunziata. Quinto giorno. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrire. La innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più belli coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito del peccato, i propositi e le speranze di chi scopre il valore del male, la fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie nell'apostolato e nelle opere di misericordia. E tu, Vergine Santa, fa di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la nostra carità sia autentica, così da ricondurre alla fede gli increduli, conquistare gli invidiosi, raggiungere i Dio. Concedi, o Maria, alla comunità civile di progredire nella solidarietà, di operare con vivo senso della giustizia, di crescere sempre nella fraternità. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alla realtà eterna del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa di testimoniare di ogni sua scelta il Vangelo, per far splendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Santissima Vergine Maria, che accogliesti con tua fede le parole dell'angelo che ti annunciava il mistero della incarnazione del Verbo, ottieni a tutti noi di credere fermamente nel Figlio di Dio incarnato e di professare apertamente la nostra fede, anche in mezzo alle prove e alle difficoltà, per conseguire la vita eterna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Dio,